Sono qui alla ricerca di metodologie, ideologie, applicazioni di bodybuilding differenti che possono aprire la mente e mostrare tante diverse strade. Io sono Lollo e questo è Sposto Ghisa con. Fammi l'ultimo, non ti spostare indietro. Forte via. Sedere. Alzi come ti forte, 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 forte. Bravo, vai incontro col petto. Non ti esercizi comuni come questo qua, se fatti in maniera un po' più specifica con la testa, ti possono cambiare il modo di percepire il tuo corpo, se fatti in maniera giusta. Vai. Molto meglio. Già meglio. Tostissima. Avanti in basso e vai in là. Esplodi. Basta. Resta connesso, tieniti forte. Vamos, lo, 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 lo. Lollo Mazzini. So we have great time. Ciao ragazzi, benvenuti in un nuovo video e benvenuti non solo in un nuovo episodio di Sposto Ghisa con, ma nel primo della seconda stagione, e per quest'anno apriamo la seconda stagione con Leo Bassetti. Ciao a tutti. Cosa facciamo Meno oggi? male. Oggi faremo, come avevi già accennato te, un full pull alternando e sfalsando gli esercizi. Esatto. Quindi partiremo con un rematore T-bar, magari con un due top set e un back off per rimanere in tema, e un upper back machine. Quindi spostiamo il focus sull'upper back, trapezio, trapezio inferiore, trapezio superiore. Dopodiché ci faremo una lat unilaterale e dopodiché ritorneremo sull'upper back, cercando di non ingaggiare il più possibile il trapezio, spero che te se no arrivano le massate, concentrandoci di più sul deltoide posteriore, e dopodiché chiuderemo con una lat machine presa neutra. Io ragazzi sono super carico e sono interessato, curioso di capire un po' non gli piace metodo, il modo con cui lavora Leo, perché è un profilo super interessante, ha un parco atleti veramente veramente degno di nota. Provate a vederlo sul suo profilo Facebook, Instagram, scusate, Leo Bassetti. Quindi andiamo a fare questo full pull upper, che tra l'altro è la mia carenza, quindi mi porterò a casa secondo me tips utilissimi, interessanti. Gli ho chiesto, ma perché Leo non ti alleni insieme a me? E lui fa, non c'ho mica voglia. No, scherzo, no, dai. non è quello, ho un piccolo problema all'articolazione temporomandibolare, sono sotto antinfiammatori da un po' ed evito magari di fare sforzi estremamente intensi in questo periodo, quindi evito magari di fare lavori con questo bestione e rischio di farmi male. No, sarebbe stato, oltre che un onore, anche un piacere potermi allenare insieme, però porto a casa già il fatto che lui guardi con i suoi occhi l'allenamento. Fammi 8 reps al massimo, poi riappoggi. Stop appoggio. Allora, quello che ho notato nella prima serie, come ti ho detto prima, fammela come la dovessi fare te. Certo. Se dovessi fare te. La scapola resta molto ferma, Ok. quindi non ha quelle escursioni in abduzione, in adduzione e in depressione più che altro che dovrebbe avere, più che altro per attivare il muscolo target in questo caso. Come fare a capire come mai la tua scapola non si muove? Prima cosa potrebbe essere una mancata attivazione, come si diceva prima, del gran dentato anteriore, che può trazionare verso l'esterno la scapola, quindi la può abdurre. Abducendola il muscolo si allunga. Tutti i muscoli attaccati alla scapola si allungano e quindi l'ingaggio del dorsale è maggiore e del trapezio. Consiglio prima di partire a fare la serie: prima di tutto ti metti, non ti dico parallelo al pavimento, ma parallelo al tuo bilanciere. Quindi se il tuo bilanciere ha questo angolo qua, la tua schiena deve essere parallela all'angolo. Più il bilanciere sale, bravo, più la tua schiena leggermente gli va dietro. Quando mi sali su, prova a pensare di deprimere la tua scapola, alzare leggermente il busto e pensare di portare i gomiti indietro, verso la tua cresta iliaca, ok? Quindi qua, punto 0, allunga la scapola. La scapola si protrae. Punto 1000, Ok. ok?
cerca di creare questo angolo qua. Occhio alla scapola. Abbassa la spalla. Ancora. Non ti buttare estremamente indietro, buttati un pochino di più sul bilanciere. Bravo. Ok, spalla bassa. Come le ultime due. Una e stop. Bassa la spalla. Ok, stop appoggio. Già ora ho visto un'escursione migliore della tua scapola. Flup, flup. E depressa. Ho Si muove molto sentito di più. effettivamente meglio anche, a livello percettivo proprio. È quello l'importante, se no... E sentivo anche effettivamente la scapola, la spalla che tendeva ad alzarsi. Quando tu mi dicevi ogni volta, tienila bassa, tienila bassa. Se te pensi a questa cosa qui durante la tua concentrica, vedrai che più vai avanti con gli allenamenti, più questo tipo di discorso lo trasferirai su altri esercizi. Altri esercizi, chiaro. Quindi che può essere una lat machine, che può essere una lat iliac pull down, che può essere un pullover, che può essere qualsiasi tipo di esercizio che usi per ingaggiare il tuo gran dorsale. Sciogli, resta un secondino giù e tira. Sciogli, resta un secondino giù e tira. Fai muovere le scapole, sciogli, resta un secondino giù e tira. Vai. Ultime 3, prova a deprimere la scapola. Oh, via forte. Ultime 2. Ricorda il gomito, non perdere il setting, non ti spostare indietro, vai, vai, vai. Fammi l'ultimo, non ti spostare indietro. Forte, via. Stop, appoggio. Buono. Ok, anche il secondino in basso quando me lo fai è importantissimo. Ok, Più che in alto. fai in questo esercizio SNI può valere sia quello in basso sia quello in alto. Ok. La curva di resistenza di questo esercizio inevitabilmente il massimo carico percepito ce l'hai qua, quindi ci sta un secondo di fermo in basso. Soltanto se non ti risetti in basso, il tuo riflesso miotatico, quindi quell'effetto elastico Sì. che hai alla fine, può essere inibito in questa maniera. Perfetto. Quindi scendi giù, Rimani. fermo di un secondo, abbassi, Ok. ringaggi. Giù, rimani, abbassi, ringaggi. Preferisci un'esecuzione un po' più esplosiva in concentrica qui? Sì, soltanto l'esplosività, ripeto, può essere soggettiva, perché un atleta che non riesce magari a controllare bene un carico può essere esplosivo quanto vuoi, ma l'intervento dei sinergici che te non vuoi che intervengano in questo caso, anche se è uno stimolo molto ibrido, ripeto, Certo, chiaro. devono venire un po' meno. Quindi se te vuoi spostare il lavoro su un gruppo muscolare specifico, fare il lavoro super esplosivo quando non sai ingaggiarmelo effettivamente con un time under tension 5-1-5-1. Lascia il tempo che trovo. Esattissimo. Secondo esercizio sulla tabella di marcia, andiamo a colpire, ci spostiamo diciamo dal centro schiena più su, upper back. Sì, upper back. Usiamo anche questo piccolo quadratino che si metterà sul pettolore per permettere di avere leggermente un pochino più di ROM ed evitare che compensi con altri muscoli, quindi si spara fortissimo il petto qua sopra in maniera tale che quando, tanto ora ve lo fa vedere, Certo. in maniera tale che quando scende si va a allungare, il distretto che si va a allungare è questo qua, trapezio inferiore, romboidi eccetera, ok? La cosa sicuramente interessante è che io sono carente sì nella schiena e in particolare nell'upper back dove manca carne, quindi faccio fatica anche a connettermi. Lui prima mi faceva l'esempio di schiacciare un bancomat tra le scapole. Esatto. Non mi è facile proprio a livello percettivo, però Anche questa cosa qui magari facendolo più spesso in maniera adeguata può aiutare nella sua percezione delle scapole e per la sua, diciamo, per il suo miglioramento sulla percezione delle scapole e inevitabilmente il miglioramento del suo dorsale, che è il suo punto carente. C'hai un bancomat, ricordatelo, bravo. Sciogli forte, 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 forte. Vai. C'è un bancomat, stringi forte. Gomiti, bravissimo. Forte, 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 forte. Non lasciare le spalle, giù, 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 giù. Alza i gomiti. Ottimo. Ancora. Forte, 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 forte. Gomiti alti, spalle si adducono, via. Bravo.
sciogli forte, senti le scapole che vanno avanti e indietro, senti le scapole che si allungano e che si stringono, via. Ok, numero, quanto sei? Questa è la sesta. Vai, lunga forte, non ti alzare col sedere, alzi come ti forte, 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 bravo, vai all'incontro col petto, non ti staccare mai dal box. Ancora. Via forte, via, 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 alzi come ti. Fammene 2, stop. Sempre qua, testa qui. Ultimo. Spalle neutre, gomiti medio alti, vai. Spingi, vai, come. Ok, stop, allunga lento, appoggio lento. Lascia. Ottimo. Molto bene. È proprio togliere la connessione sul muscolo, più metà sulle scapole. Il muscolo segue, effettivamente. In teoria sono i muscoli che trazionano le scapole dove ci deve avere la testa. Ti dico scapole perché è più pratico. Mentre stai morendo non riesci a A livello percettivo sì, è vero. Sì, esatto. Quindi Quando mi dici scapole so dove scapole, concentrarmi. noti che fanno questo Esatto. e il tuo corpo fa questo, allora dici ok, cominci a capire che funzionalità hanno e come riesco ad arginare questo tipo di problema che ho. Questo ti può aiutare. Esercizi comuni come questo qua, se fatti in maniera un po' più specifica con la testa, approccio mindset prima allenamento, Certo. o anche intra set, ti possono cambiare il modo di percepire il tuo corpo se fatti in maniera giusta. Moduli il tempo, Time and massimo, attention. massimo allungamento, massimo accorciamento, Sì. eccentrica più controllata. Certo, diciamo che penso ormai è sfatato il metodo del time under tension e come si usa, quindi il primo numero, il secondo della fase Eccentrica, sì. il secondo numero, i secondi di isometria in basso, terzo numero fase Concentrica e concentrica e accorciamento. isometria in alto. Quindi solitamente si usa fare serie normali, anche se non ci sono serie normali, un 2-1-1-1, un 3-1-1-1, a differenza di quanto uno vuole percepire il carico in allungamento. Ma in un esercizio come può essere sempre per l'upper back tra l'altro, o anche per il gran dorsale, se non lo fai in maniera un po' più specifica, come può essere un pendlay row, in quel caso lì la discussione del time under tension è un po' differente, dove la distribuzione del carico si sposta, se fatta in maniera un pochino più esplosiva, come se dovesse fare uno stacco da terra senza l'eccentrica controllata, sulla fase concentrica. Certo. Quindi la fase concentrica prende un valore differente rispetto alla fase eccentrica. Allungare lì in quel caso la fase concentrica avrebbe poco senso. Bravissimo. Certo. Primo stimolo sul T-bar, sentito, percepito ottimamente. Poi mi piace anche a me iniziare con esercizi in cui il carico esterno può essere comunque un po' più elevato. Quindi upper back, super messo come secondo perché l'ho sentito bene pur essendo la mia carenza in primis, assolutamente. Esatto, Ci spostiamo. se il tuo problema, scusami se ti interrompo, Vai. è la gestione delle scapole, anche in adduzione e abduzione, avere un esercizio del genere quando sei anche un pochino più fresco, non è un errore mettere un esercizio del genere come può essere un pendlay row o come può essere un altro esercizio su questo piano, come primo esercizio quando il tuo sistema nervoso è bello acceso. Una bella abduzione orizzontale. Proprio. Quando riesci più che altro a gestire meglio le scapole, perché se te lo metto a fine di ogni seduta, come fanno tantissime persone, ok, l'upper back è un muscolo piccolo, non è vero nulla, ci sono un sacco di muscoli, però dicono che questo muscolo qui, quindi il trapezio e il deltoide posteriore, sono muscoli piccoli, non è vero, e quindi lo metto a fine perché ci serve meno lucidità, non è vero. Se hai una problematica a livello di gestione delle scapole, metterlo come primo, come secondo, quello lì può essere un'ottima alternativa per riuscire a prendere possesso delle tue scapole. Terzo esercizio, il Iliac pull down, famosissimo. standard, un sacco di metodologie, allungamento, non allungamento, sto fermo, non sto fermo. Ora vediamo come la farei io e come ottimizzerei lo stimolo per renderlo al massimo percepito sul gran dorsale, non su altri muscoli. Questa gambetta messa avanti, almeno il tuo bacino resta bloccato completamente, ok? Perché cosa fai te quando vai su? Tendi ad andare avanti anche con questa porzione del bacino. Se vai avanti con questa porzione, i due capi, il distale e il prossimale del tuo gran dorsale, non si allontanano. Certo. Shiftano solo in avanti. Certo. Se invece me la tieni ferma, quello che si allontana è il capo prossimale e va avanti. Ok? Quindi il bacino completamente fermo, bloccato, serrato sulla panca. Quando mi sale su, busto fermo, non importa che ti appoggi con tutto il braccio, se sei troppo vicino. Spalle in asse, da qui pensi a andare il più avanti che puoi con la spalla, pensa di avere un coltello qua, quindi quando vai su pensa a cifotizzarti un pochino, leggermente. Quando mi scendi giù pensa ad attivare il gran dentato, come ti ho detto, la spalla va fortissimo avanti,
non il busto, la spalla, quindi è questa cosa qui. Boop, boop, e da Ok. qui mi spari il carico verso il pavimento, cercando di tenere, anche se sarà, te lo ripeto, quasi impossibile, la scapola il più abdotta possibile per tutto il movimento e depressa. Vedi cosa succede? Ok, va benissimo, non è un problema. Vai, ancora. C'è un coltello. Ti uccide il coltello, così ti uccide. Bravissimo. Scendi in giù, non mi perde la scapola. Cerca di percepire il movimento anche a fine eccentrica e a inizio concentrica. Allunga. Stai un secondino in eccentrica. In concentrica, vai, allunga ancora. Riperdi la scapola verso il tuo orecchio, spalla verso il tuo orecchio, ancora, ringaggiala verso il basso in avanti. Ok, e tiri giù, ancora. Se vuoi unire un movimento un pochino più complesso, in un futuro provalo già da ora. Quando mi scendi giù e quando il tuo omero è a 90 gradi, il tuo omero, rispetto al cavo, ti sbilanci indietro, ok? Via, sbilancio indietro. Ancora. Bocca. Non Fantastico. ti sbilanciare verso il tuo lato forte, rimani fermo con questa spalla giù, forte, via. Ti sbilanci indietro, rimani con questa spalla bassa, ancora. Sciogli, alza, abbassi verso il pavimento in avanti, verso il pavimento in avanti e ti sbilanci. Ok, ancora, avanti. Mi viene da inclinarmi effettivamente. Sì, non ti inclinare. Forte giù in basso, ti sbilanci indietro. Sentilo anche in eccentrica. Ti sbilanci in basso. Leggero sbilanciamento. Non voglio vedere questo in eccentrica, eh. Questo non lo voglio vedere. Lascialo fare questa roba qua. Fammi le altre due. Voglio vedere solo la spalla che va su. Forte. Vai indietro. Ancora, ultimo. Retroversione. Avanti. Vai giù, spalle ingaggiate in avanti in basso. Stop. Ragazzi, altra trasferta, altro regalo. Che bello anche questo allenamento, mi sto portando a casa tips utili, spero anche voi. Per supportare questo progetto, questo canale, iscrivetevi se non l'avete ancora fatto, lasciate un commento, ma soprattutto Lasciate un like. Questo è veramente un esercizio che sembra semplice, ma è bravissimo, complicatissimo. sembra semplice. Questo è Sembra veramente un semplice. esercizio super complicato. Ed è anche per questo, spesso le mode, e questo possiamo dire che sia il clou veramente, quello che va più di moda adesso, l'iliac, lat pull down. Spesso però le mode non sono accessibili a tutti, cioè se No. mi metti un neofita a fare questo, Ma anche un avanzato. è anche un avanzato, giusto? Se esatto. io metto un avanzato che non sa gestire Certo, le scapole, a certo, fare certo, questa cosa certo. qui, o a fare qualsiasi esercizio di dorso, ma anche un semplice lat machine, non me lo fa bene. Non me la fa per il gran dorsale, me la fa per l'upper back se va bene, se no per tutto il trapezio superiore. Esatto. Da qui me la riabbassi verso il pavimento in avanti, lì deve andare No. la tua spalla. Troppo, è ottimo però quello che hai fatto. Questa spalla però deve rimanere. Ok, questo è perfetto, occhio, vai. Appena parti me la perdi un filino, retrovergi un pochino il bacino. Ok? Perdila, ringaggiala verso il basso, troppo. Solo la spalla, non importa torcere tutto. Stop. Da qui cerca di scendere mantenendomi la scapola qua, quindi il gomito devi pensare di farlo scendere in basso, non di portarlo indietro. Ottimo! Appena vedi che il tuo omero è perpendicolare al cavo, ti sbilanci leggermente indietro, non troppo. Vai. Scioglilo. Ringaggialo in basso in avanti, stop, troppo, via. Ti sbilanci. Neutro, non lo voglio anteroverso il bacino, neutro. Meglio un leggermente retroverso. Vai, sbilancia su. Gomito verso il pavimento, spalla, vai. Ti sbilanci. Bravo, concentrati. Ancora, non è semplice, lo so che non è semplice. Via forte. Già meglio, bravo, avambraccio sempre parallelo al cavo, omero perpendicolare, via. Non anterovergere. C'è un coltello in pancia, vai. Ancora via. Gomito, passo, via. Ottimo. Ultimi due. Vai. Ricorda questa spalla, vai in basso. Dietro. Ottimo. Ultima. Occhio al bacino. Leggermente retroverso, fammi l'ultima. Sciogli. Palla.
In basso avanti, vai. Molto meglio. Appoggio. A che cosa ti serve questo? Per rilassare tutti i muscoli che sono contratti, quindi tutto il core che ti servirebbe per rimanere qua. Ok? Sì, sì. Ti metti una palla, volendo si potrebbe fare anche con un seal row, è ottimo come esercizio, però questa cosa qui ti permette di essere un pochino più minuzioso nell'ingaggio del deltoide posteriore. Sulla pancia rilassi tutto, da qui manubri, cosa pensi di fare? Andare verso l'esterno, non verso l'alto, verso l'esterno, cercando di abbassare il più che puoi la spalla verso il basso e alzare il gomito verso il soffitto. Vedrai che arrivi qua e senti i deltoidi posteriori che ti bruciano da morire, ok? E da qui scendi giù. Bravo, ti sbilanci completamente, ti rilassi completamente. Mi sali su, più ti allunghi, più la spalla va verso il basso. Bravissimo. Ok? Ok. Gomito esterno. Avambraccio è solo un gancio. Prova a salirmi da solo pensando di spostare verso l'esterno. Bravissimo. Un po' meno, ok. Spalla che va verso il basso. Avambraccia più libere, più libere, più libere, più libere. Parte dal gomito il movimento. Pensa a allontanare, pensa a allontanare, pensa a allontanare da te. Non trazionare col trapezio. Distogli la tua concentrazione sul trapezio e pensa a allontanare da te il manubrio. Lascialo mollo questa parte qua, non ti serve a niente. Da qui in giù è come se avessi un moncherino. Mollo, 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 mollo. Bravissimo. Appoggia i pesi, fammelo senza niente. Appoggia tutto il peso sulla palla. Quando mi sali su, la tua spalla, bravissimo. Questo è complicato. Fammelo senza peso questo. Ok. Già meglio. Tutto il peso sulla palla. Più sali col gomito, più la spalla va verso il pavimento. Più sali, più la spalla va verso il pavimento. Ancora. Ancora. Rilassa completamente la testa. Vai. Inibisci tutti i muscoli che trazionano le tue scapole indietro e pensa di... Ok. Fammi le ultime due. Fammi l'ultima. Già meglio. Tostissimo. Le scapole, quando uno non riesce a gestirle, fare un pull up fatto come si deve con questi esercizi, ovviamente questo non è un esercizio semplice, ripeto. Mamma Te mia. l'ho voluto fare provare, ma come alternativa ci sarebbe, come fatto prima, un upper back deck dove vai a stimolare tutto l'upper back. Molto curioso questo perché vai a colpire il deltoide in maniera selettiva se lo riesci ad attivare riesci ad bene. attivare, Se lo sì. riesci ad attivare bene. Se ci vuoi provare, ci vuoi provare. Io ci provo. Provaci. Può essere spunto anche ai ragazzi a casa magari di provarci effettivamente. È perché difficile, ha però sì. un po' vabbè. più controllo scapolare. Mhm. Però se ascoltate bene quello che dice, riprovatelo. Difficile ragazzi. Bravo, allontana e tiri giù. Avambraccia solo dei ganci, sono le avambraccia. Solo dei ganci sono le avambraccia. Molle, 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 bravissimo. È il gomito che traziona tutto. Gomiti anche leggermente più stretti. Non importa che vai qua. Più mi sali, più allontani. Bravissimo. Super, sali. Mantieni la tensione continua. Bravissimo. Fai torgere l'ombro verso il basso. Ancora. Via. Verso il basso. Ancora. Ancora. Mantieni. Verso il basso. Via. Spalle giù, come su. Via, 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 via. Ultimi 3. Spalle giù, come su. Ultimi 2. Vai, 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 vai. Non me lo perdere di qua. Ultimo. Vai. Giù, 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 come su. Stop, appoggio. Dopo questo devasto emotivo dell'ultimo esercizio che mi ha fatto riscoprire
inadatto a fare. No, dai, sto scherzando, No, però no. è stato tosto, ragazzi. L'avete visto con i vostri occhi. Però ci sta. Mi sono portato a casa il fatto sicuramente di dover migliorare su tante cose, ed è poi per questo che cerco veramente spunti C'è utili. sempre un motivo a qualcosa. Sempre un motivo. Lat machine con una Mac bar. Mac bar, yes, con presa neutra, ok? Ok. Quindi non prona, non supina, mani rivolte verso lo specchio, e mi vai a simulare la tua simil Sì. presi bar. Cosa ricerchiamo qua come ultimo esercizio? Stimolo in intermedio allungamento del gran dorsale. Quindi focus comunque GD. Sì. Ok, allora, che cosa sento? Che le tue scapole non stanno andando avanti in basso, stanno andando indietro in basso. Il tuo obiettivo è usare questo muscoletto qua per permettere al tuo assetto claveare, alle tue scapole, di andare tutto in avanti, ok? Fammelo come se te lo facessi normalmente. Avanti in basso e vai in là. Bravo, busto neutro. Retrovergi leggermente il bacino, leggermente, bravissimo, mantienilo così per tutto il movimento, busto leggermente indietro. Stop e sali. Streccia, spalle che me le perdi verso le orecchie, me le appoggi giù, vai. Ok, scapole in basso avanti, ricordatelo sempre, fino al limite delle tue capacità e fin quanto ce la fai a tenerlo avanti. In basso avanti, più tiri, più le spingi avanti, ricordatelo. Non il petto, le scapole. Vai. Ancora. In basso avanti. Ancora. Prova a farmi le ultime due, vai. In basso avanti. Bravissimo, non me le perdere in basso avanti. Vai, 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 forte, 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 forte. Provami l'ultima. Diagonale in avanti. Bacino neutro. Mamma mia, senti qua. In basso avanti, avambraccio è solo un gancio. Vai, gomiti, 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 gomiti. Non me la perdere la concentrica. Abduci e fai l'ultima. Vai, abduci e fai l'ultima. Vai, 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 avanti, 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 vai, 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 vai. Stop, appoggio, stop. Fine. Fine. No, esplodi. Basta. Spero, ragazzi, che Leo abbia fatto passare qualcosa di utile e spendibile anche in sala, anche per voi, ma immagino di sì. Io mi porto sicuramente a casa tante piccolezze, dettagli che però metti uno, metti due, metti tre, ti risvoltano un esercizio. Ok. Ok, fammi una doppio bicipite. Ok. Inclinati leggermente in avanti. Ottimo. Ok, fammi una lat spread frontale. Gran dentato. Più forte il gran dentato meglio è. Questo fai i triceps. Torgiti verso di me. Obliquo. Stop. Esatto. Quello che dicevamo prima. Sì, la lat spread diciamo che hai un pochino più di difficoltà nello stare il lat spread perché proprio il gran dentato, tra virgolette, può peccare e quindi non riesci a trazionarlo in avanti, non riesci a mantenere la rettilinizzazione della tua colonna quando me lo fai. Sì, sì, esatto. Ottimo. Front tanto impressiva. Ottimo. Petto gigantesco. Ok, ragazzi, allenamento full pull upper andato, come avete visto. Ci tenevo tanto che l'occhio esperto di Leo giudicasse quello che è non solo il posing ma anche proprio il fisico in generale, 360. Ha riconfermato sicuramente quello che anche altri hanno detto, mi ha sicuramente dato qualche tips in più e ha visto che il dentato in particolare può essere una causa, insieme alle scapole, Potrebbe di essere. una schiena leggermente indietro. Potrebbe leggermente. essere. Comunque ci portiamo a casa questo allenamento che è stato un allenamento super. Leo, io veramente ti Grazie a ringrazio te tantissimo per per la il tuo visita. tempo soprattutto. No, figurati. Sono veramente entusiasta di venire a provare sulla mia pelle il modo, l'ideologia che applicano in sala pesi professionisti come lui. Spero che anche voi, ne sono sempre sicuro, vi siate portati a casa tips spendibili. Leo, cosa vuoi dire? Studia e metti in pratica. Sempre. E con questa, ragazzi, ci lasciamo. Finisce questo primo episodio di Sposto Chissà Con della seconda stagione. Ci vediamo al prossimo video. Lasciate like, commento Ed e iscriviti al canale. e Ciao. come dico sempre, alla Alla prossima. prossima. We have great time.